servizio offerto dal Santone di Avella. Oroscopo della settimana, dal 6 al 12 febbraio 2023. Ariete. Siete gioiosi, Giove nel segno vi dà linfa vitale per affrontare le difficoltà che non vi sono mancate, ma soprattutto è un periodo speciale per i rapporti interpersonali, è scattata un'operazione di profonda bonifica e voi siete contenti di dirigerne i lavori, finalmente pulizia generale, sarà faticoso specie per tipi come voi che non amano questi momenti di confusione, fatevi coraggio, dovranno essere considerati risolutivi per i prossimi 50 anni. Facendo un resoconto della situazione non posso che confermare una buona posizione per la settimana a venire. Venere dai pesci manda ardenti messaggi, spinge a credere in voi e mette luce in ogni sogno, ecco che Mercurio completa il quadro e qualsiasi cosa farete nel lavoro o nella sfera personale sarà un capolavoro. Voglia di maternità. Toro. Anche per voi dà buoni segni di terra Venere, favorevole, regna sovrana e dà fortuna e benessere. Certo non potete schermarvi contro gli eventi imprevisti della vita, ma sicuramente con il benefico tutto sarà più facile nell'essere risolto. Ebbene, in questa settimana non mancheranno imprevisti, malintesi, anche qualche piccolo scontro verbale vi deluderà, specie se arriverà da chi avreste messo la mano sul fuoco che non sarebbe mai stato capace di tradirvi. Fatevene una ragione e pensate positivo, del resto non avete alcun motivo di fare il contrario. In amore un partner si avvicina a voi, chi ha avuto lontano la propria metà per necessità di lavoro, o per un trasferimento di città, adesso finalmente potrete cominciare a parlare con concretezza del vostro futuro di coppia, si preannuncia per voi un periodo rigoglioso, un acquisto sarà un obiettivo da raggiungere per chi se lo prefiggerà, specie per chi avrà stabilito una data importante come un matrimonio, potrà usufruire di Venere, per il momento, per spendere senza sorprese. Gemelli. Arrancate ancora con molta difficoltà, sembrate fare un passo avanti e due indietro, l'importante sarà non mollare la presa e arrivare con quanta più energia e ottimismo alla primavera che vi attende a braccia aperte. Questa è una fase delicata per la vostra vita, dopo un periodo di oscurità sembra aprirsi qualche spiraglio, lo definirei a intermittenza, ancora il fascio di luce atteso non è arrivato. La sorgente di fortuna arriverà da Giove, per adesso accontentatevi di un periodo di prova in quasi tutti i settori della vostra vita, primo fra tutti quello affettivo. L'amore è alle spalle, bisognerà avere un po' più di pazienza nel prendere delle decisioni importanti e approfondire le relazioni, nuovi amori vi gireranno attorno ma questa volta non dovrete essere precipitosi, andateci piano, le cose si evolveranno in maniera naturale. Adesso sarà il destino a darvi una mano e farne i giochi. Quindi sfruttate l'onda di Mercurio che schiarisce lo scenario. Favoriti i nuovi contatti, saranno importanti e vi daranno una mano d'aiuto utile per un progetto lavorativo che vi sta a cuore. Cancro. Forse siete troppo convinti, la vostra natura è accondiscendente, ma ci sono circostanze che è meglio non soprassedere. La vostra sete colonizzatrice vi espone anche davanti a quelle situazioni dove è meglio lasciare perdere piuttosto che calarsi anima e corpo e lottare fino allo strenuo delle forze per cause che non ne vale assolutamente la pena, piuttosto risparmiatevi le energie per un buon principio morale da salvaguardare. La luna si toglie da una posizione ambigua e vi fa vedere le cose in maniera diversa e con più chiarezza, e allora, visto che potete migliorare la qualità della vostra vita privata, affettiva, impegnatevi, otterrete molte più soddisfazioni che in qualsiasi altro settore, almeno per il momento lasciate perdere la carriera, quella va avanti da sola. Riposate di più, siete stanchi mentalmente, trovate un modo per rigenerarvi, la luna piena di inizio settimana rende la vostra salute delicata, massima cautela. Leone. Consolatevi con gli amici sinceri, per il resto andateci cauti, non sono momenti splendidi per l'amore, specie se qualche scelta sbagliata vi ha fatto perdere del tempo prezioso, non recriminate il passato, evidentemente avevate bisogno di compagnia e di confrontarvi con qualcuno, non è stata colpa vostra se poi le cose non sono andate avanti. Adesso rimboccatevi le mani e ricominciate da capo, arriverete a piccoli passi a trovare il vostro equilibrio, del resto fra qualche mese anche la dissonanza di Saturno toglierà il disturbo.
In famiglia non vi aspettate collaborazioni o paroline di conforto, sembra un momento di massima tensione proprio per rapporti più intimi, per l'esattezza quelli di sangue, forse un problema finanziario coinvolgerà un po' tutti, abbiate pazienza, ma non abbassate la guardia. Vergine. Non è una settimana facile, vi siete abituati alle montagne russe, e a superare anche gli eventi più difficili e destabilizzanti. Ci sarà da lottare per un amore, per tenerselo vicino e soprattutto da non dividere con nessuno. Adesso sapete bene quello che volete e non permetterete al destino di farvi indesiderati sgambetti. Tenacia e amore per lottare contro una Venere avversa che vi terrà impegnati parecchio. Con elmetto e corazza riuscirete a vincere la vostra battaglia e visto lo scenario che si preannuncia non tutto il male viene per nuocere. Bilancia. A poco risalirete la classifica con tempo e strategia scientifica, cercherete di andare a smussare gli angoli di una serie di eventi che vi capiteranno, questa volta userete il sistema solitamente adottato in questi momenti di emergenza, vi studierete tutto a tavolino, non ci sarà virgola che non metterete se non prima studiata e ristudiata, insomma non avete intenzione di peggiorare una situazione che in questo momento vi disturba, in passato avete agito diversamente. Forse troppo impulsivi avete reso il tutto più complesso, in questa settimana adotterete un altro metodo ed è quello che vi riesce meglio, freddi calcolatori porterete avanti quello che vi siete prefissati già da tempo. In amore qualche spiraglio di luce vi viene incontro, sarà un'attrazione fisica ma non la snobberete. Scorpione. Non si farà altro che parlare degli effetti che Urano opposto vi apporterà. Il suo ingresso in Toro ha trasformato, nel vero senso della parola che del resto è la mission primaria del pianeta, una parte della vostra esistenza e dei modi di accogliere certi eventi. Insomma vi ha invitato a nozze, molte circostanze che in passato vi sono capitate e spesso non avete potuto vivere come desideravate adesso sarete pronti ad accettarle e non ve ne farete scappare una, avete finalmente il lascia passare. Potrete calarvici senza che voi stessi possiate darvene un freno. Certo non sarà il caso di esagerare, cogliete negli aspetti più creativi e costruttivi del suo transito, per chi svolge attività artistiche è il massimo. In amore gli innamoramenti assumeranno un aspetto mitico, fiabesco, attenti non fatevi prendere la mano potreste vivere per anni un amore platonico senza accorgervene e poi alla fine rimanere con un pugno di mosche. Sagittario. Fate appello al vostro self-control, tirate fuori tutto il vostro modo ottimistico di vedere la vita. Sarà una settimana dura, difficile e se vi farete prendere la mano dagli eventi poco propositivi rischierete ancora di più, quindi autocontrollo e visione della vita come sapete farlo voi, pensate al vostro domani e prendete come esperienza di vita qualsiasi cosa vi accada non fatene una tragedia tanto non servirà a nulla. Mercurio vi supporta. In amore se avete una giusta stabilità di coppia incrementerete le vostre performance, altrimenti sarà un momento di verifica, state molto attenti a non confondere i sentimenti che avete con l'orgoglio, le prese di posizione in amore non servono a nulla piuttosto siate più accoglienti col partner e cercate di collaborare alle sue esigenze. Capricorno. Sempre in alto in classifica stellare. Non ci sarà nulla di nuovo da segnalare se non quello che già sapete e state vivendo. Un appunto solo sulla famiglia che recriminerà qualche vostro atteggiamento poco affettuoso, la luna è lontana dal vostro mondo affettivo, rende troppo poco propensi alle affettuosità piuttosto dimostra in maniera irruenta le sue bizze d'amore. Insomma, chi ha un partner Capricorno dovrà stare attento o attenta nel decodificare qualche frase pungente o poco consone all'argomento amore e farsene una ragione nel tirare la conclusione, è il suo modo di amare e niente e nessuno potrà mai cambiarlo, quindi così siate tolleranti, così facendo eviterete accesi confronti. Acquario. Siete sempre più irresistibili fra qualche giorno con Venere di fuoco nel segno dell'Ariete sarete anche più attraenti e focosi, ottimo aspetto per chi è in coppia e vuole dimostrare di non essere l'eccentrico e stravagante acquario che non pensa al sesso come dovrebbe, ebbene adesso darete prova contraria al partner che si delizierà della vostra presenza soddisfacendo a dovere ogni sua nonché minima voglia. Ottimo il periodo per la carriera.
Sarete spronati da un progetto che vi sta particolarmente a cuore, le provocazioni nell'ambiente lavorativo circostante serviranno da stimolo, adesso siete consapevoli di quello che volete, siete geniali e questo è il passaporto per il successo, vi siete messi in testa di far valere la vostra personalità e da questa settimana non lavorerete che per questo vostro obiettivo. Langue la cassa, l'economia non è ai massimi storici, anzi direi piuttosto sotto i minimi. Abbiate pazienza e non disperate che con gli effetti di Giove tutto si sbloccherà compensando anche con gli interessi. Pesci. Siete al primo posto della classifica stellare e ve lo siete meritato, Venere è nel vostro segno, adesso sì che si può ragionare. In amore soprattutto vi chiarirete le idee e saprete finalmente con sicurezza e felicità qual è la strada da intraprendere. Finalmente ci siete arrivati. Adesso tutto si tingerà di rosa. Siete sempre quelli che dimostrate il sentimento con impeto e passione, questa volta sarà azzeccato il vostro modo d'amare e il partner che avete accanto apprezzerà tutta questa esplosione d'affetto, siete davanti all'anima gemella che per molti di voi potrebbe essere un termine obsoleto, ma l'amore non è un pezzo antico, anzi è qualcosa sempre di vivo e che si rinnova attimo dopo attimo se solo voi sarete a volerlo. La luna piena a inizio settimana vi ricompenserà di tutti i vostri sacrifici nel campo del lavoro, alla fine sarete premiati, siete stati bravi, avete portato a termine un progetto e arriveranno le